Ultima mattinata di apertura oggi per la Biblioteca di Lavagna. L'amministrazione, per far fronte al dissesto finanziario, è vincolata a ridurre il numero di dipendenti comunali. A farne le spese sarebbero alcuni servizi pubblici, ritenuti secondari dal punto di vista legislativo, come appunto la biblioteca. Nell'incontro in comune di questa mattina si è esplorata la possibilità di mantenere il servizio attraverso il lavoro di volontari delle associazioni culturali, ma esistono problematiche legate alla necessità di un personale preparato e alla mancanza di assicurazioni. La proposta dell'amministrazione, presenti gli assessori competenti, è stata quella di dare una mano, ma non è facile perché anche nelle associazioni culturali, per quanta buona volontà ci sia, non c'è magari la competenza, non ci sono le autorizzazioni, si può venire qui e magari tenere aperto, ma ci vuole sempre una persona del comune che abbia le chiavi, che sia disposta a stare qua in modo da essere responsabili. Le associazioni possono dare una mano, ma è molto difficile. E allora si pensava, siccome anche la biblioteca di Lavagna è in rete nell'associazione delle biblioteche, quella rete provinciale, si pensava di chiedere anche ad altre situazioni simili alla nostra come hanno risolto questo grosso problema. La volontà di mantenere aperta la biblioteca è condivisa dall'amministrazione comunale, compresa la minoranza, e dalle associazioni culturali. Un secondo incontro è in programma per mercoledì 31 luglio, in cui si vedrà quali soluzioni adottare per mantenere un servizio prezioso per tutta la cittadinanza. Una biblioteca anche molto importante perché ha un fondo librario interessante che è stato pian pianino nel tempo aumentato per via delle donazioni, tra cui la donazione molto importante lasciata dal generale Ravenna. Quindi è una struttura di valore per la nostra città, un centro in cui si è sempre fatto attività di cultura.